Con il pilota Giuseppe Dettori pronti via dal 13 al 16 la prova del Rally Italia-Sardegna valida per il mondiale. Con che spirito state vivendo questa vigilia? Perché abbiamo sentito Carlo davvero gasato. Sì, ci stiamo preparando, ci stiamo allenando bene fisicamente e le temperature di questo periodo non ci aiutano sicuramente ad abituarci alle temperature che ci saranno nella gara, perché dovrebbe arrivare il tempo buono, speriamo. Però siamo pronti, è un anno che non saliamo in macchina, però dovremo fare dei test pre-gara il lunedì e quindi speriamo di portare al termine questa gara col massimo di risultato. Dies Damat è un'azienda che crede molto nel vostro equipaggio, questa sinergia che si è venuta ormai a creare già 3 anni fa ha prodotto meglio, grandi risultati. Ci sono buone aspettative, Giuseppe? Sì, ringraziamo Dies Damat perché ci ha supportato oramai da anni, ha creduto in noi e devo dire che ci ha portato anche buona fortuna sempre, speriamo che continui anche quest'anno. E con loro abbiamo vinto parecchio e speriamo di continuare a vincere nel tempo. Un'azienda internazionale che investe nella Sardegna, perché probabilmente credono molto in quelli che sono i valori anche di noi, gente di Sardegna, la voglia di arrivare, la voglia di essere fermi su quel punto che dice noi ci proviamo, ci siamo. Sì, è una grande azienda che ha deciso di entrare nel mercato sardo, è entrata in punta di piedi e adesso pian piano si sta allargando e devo dire che merita di crescere perché ha dell'abbigliamento veramente fantastico. Giuseppe, si finisce così, a tutto motore. Eh sì.